Con un Eurogol di Luca Ficarrotta e un rigore trasformato da Retucci, la Pro Favara batte il forte Misilmeri e porta a casa 3 punti e un'importante vittoria. Dopo il pareggio con il Mazzara 46, la squadra di mister Catalano, ancora in tribuna per la squalifica rimediata durante la partita di Coppa con la Nissa, è tornata al successo su un terreno di gioco per tradizione molto ostico. La squadra favarese ha vinto con merito e il risultato di 2-0 sta un po' stretto per le tante occasioni da gol create, soprattutto nel primo tempo. La Pro Favara va vicino al gol dopo pochi minuti di gioco. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Ficarrotta, i giocatori favaresi reclamano il gol. Il pallone, sfuggito dalle mani del portiere del Misilmeri, dà l'impressione di avere oltrepassato la linea di porta. La Pro Favara sblocca il risultato al 16° con Ficarrotta. L'attaccante giallo-blu parte dal fondo del settore sinistro, semina con un doppio passo 4 avversari, entra in aria e scocca un gran bolide che si insacca alle spalle dell'incolpevole Zummo. Il Misilmeri accusa il colpo e rischia di subire un secondo gol, prima con la Piana e poi con Bontempo. Il Misilmeri cerca di rispondere, ma un tiro fuori e una punizione dal limite poco prima del riposo non creano certo grossi problemi a Cesei. Nella ripresa la Pro Favara si abbassa un po' troppo, cerca di amministrare il vantaggio e il Misilmeri si fa vedere più spesso nell'area. Il raddoppio prima del triplice fischio arriva sul rigore per fallo su Retucci che lo stesso attaccante della Pro Favara trasforma. È stata una partita bella, il primo tempo abbiamo visto un buon Favara, abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo creato tanto, purtroppo ancora ci manca un pizzico di cattiveria sotto porta, dovremmo essere un po' più cinici. Poi il portiere anche ha fatto 3-4 interventi diciamo strepitosi, si può dire, quindi poi entriamo in campo nel secondo tempo, abbiamo allentato un po' la pressione, ci siamo abbassati un po' troppo, ma sempre comunque creando tanto, parecchio. Di sicuro dobbiamo prestare più attenzione perché questo è un nostro limite. Abbiamo una squadra di qualità, un gruppo molto tecnicamente e tatticamente forte e abbassarci e aspettarli forse abbiamo visto ultimamente che non è proprio da noi, gli concediamo qualcosina e quindi dobbiamo essere più bravi a capitalizzare un pochettino le occasioni che normalmente diciamo, produciamo, essere più cattivi sotto porta in maniera tale poi da poter poi magari rallentare e giostrare la partita, cercarla ecco, appunto di addormentarla se così si può. Il primo gol è stato aperto da me con una bella azione grazie anche ai miei compagni, come dico sempre che si mettono a disposizione sempre del compagno. Oggi era una prova dura per noi giocare contro i Misilmeri perché è un'ottima squadra, abbiamo portato i risultati a casa, oggi era quello che ci interessava molto. La partita l'abbiamo affrontata proprio come l'avevamo preparata, infatti al primo tempo abbiamo avuto già un paio di occasioni ma purtroppo sia a livello fisico dopo che avevamo giocato in Coppa che per diciamo, poca concretezza non eravamo riusciti a chiuderla già al primo tempo. Quelle partite si sanno, più a lungo delle porte più c'è il rischio che gli altri le riaprano. Ripeto, siamo stati bravi comunque ad aver concesso poco e poi averla chiusa al momento giusto.